La Commissione Territorio dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia ha organizzato per oggi un seminario sul tema della città porosa. Ne parliamo il collega Giorgio Verri ed io, coordinati sapientemente dall'ingegner Piero Pedrocco, che è il coordinatore della nostra commissione. Il tema, quello della città porosa, fa da contenitore ad una mia proposta particolare, una proposta che matura dalle esperienze, dalle competenze, dalle conoscenze che ho acquisito e che ingegnerizza, ecco, il piano delle acque, la proposta del piano delle acque, integrandola in modo organico con la proposta di coinvolgere direttamente gli interventi NBS, quindi Nature Based Solution, gli interventi di tipo SUDS, cioè Sustainable Drainage System, in ambito urbano per risolvere le criticità degli allagamenti e collegandoli direttamente alla regola del professor Koenendik, tanto più che io propongo proprio un corollario di Pattaro alla regola del 3-30-300 del professor Cecil Koenendik, che prevalentemente è dedicata al tema della urban forestry. Per cui appuntamento questo pomeriggio presso l'Ordine della Città Metropolitana di Venezia, ma in ogni caso nei prossimi appuntamenti proprio per diffondere questa proposta che è innovativa, direi quasi potremmo dire rivoluzionaria. Prevale naturalmente il tema dell'innovazione rispetto all'applicazione di questo strumento che è sconosciuto fuori peraltro del Veneto, cioè del piano delle acque, in cui però si introducono tanti altri elementi di innovazione, come ad esempio, dicevamo, MBS, SUDS, il piano delle acque, il contratto di fiume, scusate, peraltro che è un processo più che altro, quindi non è un metodo, di cui però tuttavia ecco, posso con orgoglio anche rivendicare la titolarità del marchio denominativo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi appuntamento a questo e ai prossimi eventi. Grazie, buona giornata.